Continua la marcia trionfale di Bustarsizio, che batte anche Monza, incazza il punteggio pieno e porta a casa uno scalpo importante. Una vittoria di peso per le Bustocche che, stando alle parole di Musso, avevano in questo derby un banco di prova importante. Test superato a pieni voti allora e altro tassello importante nell'opera di ricostruzione, che ormai è una costruzione in realtà, in vista del periodo clou della stagione, annoverando un'altra vittoria, la 13ª del 2021, la 10ª di fila tra campionato e coppa. Le farfalle dimostrano di saper cambiare marcia quando necessario, meglio anche di come Fattacchieri, e chiudono i set nei momenti decisivi, minando le certezze di Monza. Dall'altro lato le Brianzole, disarmate dal proprio muro da Polter e dal servizio delle Bustocche, ingranano solo a tratti, affidandosi troppo spesso alle invenzioni al limite di Herman e Van Eck, troppo spesso ancora in attesa di Ortman. La truppa biancorossa invece fa funzionare Olivotto e Stevanovic, come al solito, sapendo di potersi rifugiare da Mingardi e soprattutto da Gray quando necessario. Busto non vacilla nemmeno quando il servizio biancoverde trova punti importanti, vedi la serie finale di Squarcini, e resta sempre concentrata in controllo della contesa. Insomma, la sensazione è che il team Saugella potesse raccogliere più che il pugno di mosche con cui esce dalla partita, specie per lanciarsi al meglio nei prossimi impegni di campionato e soprattutto di Coppa CEV. Non c'era modo più convincente, invece, per la Unity Work per dare il via al periodo cruciale della stagione con vista su playoff ed ex Cibiasci. Abbiamo fatto una bella partita all'inizio e non abbiamo fatto tutto quello che è arrivato dopo. Allora, però avevamo molta pazienza e alla fine siamo riusciti a portare tutti e tre set.